Nello specifico, per quanto riguarda quest'ultimo PON al quale stiamo partecipando, quello sull'inclusione, la lotta al disagio e alla dispersione scolastica, come sempre la nostra preferenza verte su attività che riguardano lo sport, la musica e il teatro. Noi abbiamo nel corso degli anni ormai accertato, appurato che i ragazzi intervengono, partecipano con grande gioia a questo tipo di attività che non risultano assolutamente essere secondarie. Di fatto le attività e i laboratori di questi PON si svolgono in orario extracurriculare. Questo significa che fino alle 6, alle 7 del pomeriggio la scuola è viva, seguono dei percorsi ehm, comunque formativi che hanno un unico grande obiettivo, quello di educarli alla legalità, alla condivisione, ad interessi che possano essere un giorno spendibili